Ciao ragazze, sono Maria di Casimani. Allora, come state? Tutto bene? Il Natale si sta avvicinando. Che cosa state facendo? I preparativi? Ci siete quasi? Insomma, io cerco di aiutarvi in qualche modo, magari con qualche idea davvero semplice e veloce. E anche low cost, perché è quello che alle Creative Mami piace tanto. Allora, oggi il tutorial verrà realizzato con che cosa? Con questi, certo li riconoscete. Sono quello che avanza dei rotoli di carta igienica, però anche dei normali rotoli che si utilizzano in cucina, insomma. Quindi munitevi di tanti rotoli e vi farò vedere che cosa possiamo realizzare. Io ho pensato ad un alberello, in realtà sono 3 alberelli, questo più altri 2 che vedete qui. Basterà utilizzare questi rotolini in maniera diversa e il risultato, vedrete, vi sorprenderà. Allora, dovete munirvi di pochissimi ingredienti, quindi questi rotoli, delle forbici, della colla a caldo, di un cono di cartone, in questo caso, che potrete realizzare anche voi, e poi se avete a casa qualche decorazione natalizia. Io poi ho utilizzato anche delle bombolette spray, ho utilizzato dei glitter, insomma, per farvi vedere come in realtà un materiale povero come questo può trasformarsi in qualcosa di carino per abbellire la nostra tavola Natale oppure ancora la nostra casa e quant'altro. Allora, vi lascio il tutorial e come sempre fateci sapere cosa ne pensate, perché per noi è molto importante. Diciamo che siamo molto giovani su YouTube, i nostri tutorial stanno arrivando adesso, ci mettiamo tanto impegno e amore. E allora niente, ho parlato anche troppo, vi auguro quindi un buon tutorial e vi raccomando seguiteci perché a breve ci saranno ancora tantissimi altri tutorial low cost e facilissimi. Ciao!